Questo programma vi è offerto da Hermetic Serramenti. Benvenuto al punto a Telefriuli al sindaco di Povoletto Giuliano Castenetto. Benvenuto caro sindaco. Salve carissimo, un saluto a tutti i telespettatori, è un piacere rivederci dopo questi periodi di lockdown che ci hanno un po' costretto a lavorare nel chiuso dei nostri uffici. Va bene, partiamo subito con un argomento da 90 che interessa i sindaci. Ecco, la Regione sta per mettere mano un po' alle indennità dei sindaci e in qualche modo dovrebbe dare una mano ad alzarla, cioè si dice che sarà un aumento un po' simbolico perché rispetto ai consigli regionali il sindaco ha forse delle incombenze diverse, ma comunque sia vive un po' col procuratore della Corte dei Conti dietro la porta, deve stare attento, è un dirigente d'azienda in sostanza. Ecco, tu come la pensi in fatto di indennità ai primi cittadini? Ma guarda, questo è un discorso che io ritengo importante fino a un certo punto, nel senso che noi abbiamo indubbiamente un discorso all'incontrario, cioè ci sono tutta una serie di funzioni che sono forse, parliamo del Parlamento e veniamo giù, forse non c'è un rapporto serio tra quelle che sono le responsabilità e quella che è l'indennità vera e propria, no? Quindi sul discorso dei sindaci, soprattutto legato alle responsabilità, il discorso ci sta. Però il vero problema sono le responsabilità, cioè ai sindaci vengono attribuite delle responsabilità che vanno oltre un ragionamento, un minimo razionale. Mi riferisco a una collega che non mi ricordo sindaco di che comune, che riceve un avviso di garanzia perché un bambino si chiude una porta alla scuola materna che è di proprietà del comune. Mi riferisco a cose di questo genere, agli avvisi di garanzia che arrivano non per fatti e negligenze manifeste di un sindaco, ma semplicemente perché nel nostro sistema bisogna trovare uno e dargli la responsabilità, no? Anche quando effettivamente non ha una responsabilità oggettiva, cioè è facile per la magistratura mandare gli avvisi di garanzia, poi alla fine siamo noi che ci troviamo sul territorio con carenza di risorse e tante volte ci troviamo a subire dei provvedimenti giudiziari anche pesanti senza avere una responsabilità oggettiva. Quindi da questo punto di vista il legislatore dovrebbe intervenire ancora prima che sull'indennità. Secondo me l'indennità è un discorso di dignità nel nostro sistema, no? Cioè non capisco perché un consigliere regionale che alla fine legifera, punto e basta, quindi non risponde, perché sostanzialmente il legislatore non risponde, giustamente non risponde, no? Debba avere questo tipo di indennità mentre i sindaci devono essere sostanzialmente bistrattati. Però ripeto, secondo me io appartengo un po' a una vecchia scuola, ho cominciato a fare politica quando le indennità neanche esistevano, mi piace, lo faccio per passione, ovviamente uno che arriva fino al sindaco certamente non è questo lo scopo vivo facendo il professionista, bene o male riesco a vivere lo stesso, quindi è questo il problema. Però noi che lo facciamo per passione, lasciateci almeno lavorare, questo è il messaggio che dobbiamo dare alla politica. Ecco, per lasciarvi lavorare la Regione ha pensato di varare le EDR, no, che dovrebbero prendere il posto di queste, cioè non ci sono più le province, quindi queste aree speciali che dovrebbero aiutare i sindaci nel loro lavoro, cioè nei servizi e via di seguito. Cosa ne pensi tu? Ma io sono molto perplesso a questo punto. Indubbiamente, vi dico, è stato un errore quello fatto dalla giunta precedente, la soppressione delle province. E oggi c'è la necessità di un ente che faccia regia, però un ente che faccia regia dobbiamo ragionare prima delle competenze, cosa che purtroppo non è stata fatta, cioè gli EDR sono stati costituiti, ma cosa ci trasferiscono al di là
dell'edilizia scolastica. Il trasporto locale, e anche sul trasporto locale oggi viene gestito da FVG Strade, che ha passato il periodo di criticità che c'è stato dopo la soppressione delle province, e quindi anche questo spostamento sinceramente io non lo capisco. Ma la cosa grave è che dopo la soppressione delle province, l'allora presidente della regione trasferì sostanzialmente tutto il personale alle regioni. Oggi questo personale è ancora in regione. A far cosa? Io non lo so. E direi che anche la giunta regionale dovrebbe porsi il problema di far tornare immediatamente questo personale negli EDR, se vuole dare un senso agli EDR. Inoltre la politica dovrebbe fare un serio esame di quali sono le funzioni che bisogna togliere alla regione e portare negli EDR, perché questo è il vero problema. Noi abbiamo una regione che anziché fare legislazione, grande programmazione, si occupa di tutta una serie anche di stupidaggini. Cioè, non può andare avanti così. La regione si deve spogliare dell'amministrazione spicciola. Questa è la grande scommessa, ma quella scommessa lì la fai politicamente, non la fai chiedendo ai dirigenti cosa vogliono togliere del loro potere, tra virgolette, attuale. Non te lo faranno mai. Secondo me manca un po' di coraggio, ecco, su questo. Ecco, insomma, penso che i sindaci cominciano ad aver coraggio. Io vi sento molti di voi e cominciano un momentino ad avere anche il coraggio di proporre. Ecco, senti, parliamo un po' del tuo comune. A che punto sono le opere pubbliche, comunque sia le varie incombenze che hai, diciamo le più sono tutte importanti, ma le più, diciamo così, decisive in questo momento? Ma io sono sindaco sostanzialmente da 2 anni, mi sono trovato in una situazione di personale a dir poco disastrosa. Ad esempio, io non è che mi mancasse il responsabile del servizio finanziario, mi mancava l'intero servizio finanziario. Povoleto, insomma, è pur sempre un comune da 5.400 abitanti, per cui non avere nessuno in ragioneria, proprio neanche una persona che ti accenda il computer, è stato drammatico. Adesso questo problema l'abbiamo un po' risolto. L'anno scorso e anche quest'anno abbiamo fatto dei grossi lavori di manutenzione, soprattutto sulle asfaltature, sulla rete viaria. Adesso stiamo concludendo la ristrutturazione di un centro di aggregazione giovanile grazie a un contributo della regione, in cui trasferiremo la scuola materna, perché tramite il PORFEST siamo riusciti a ottenere dei contributi comunitari di concerto gestiti come cabina di regia dalla nostra regione, e attiveremo con 488.000 euro circa l'efficientamento energetico della scuola materna, così tutto il plesso scolastico di Povoleto, che si trova a Marsure di Povoleto, sarà sostanzialmente, risponderà a tutti i requisiti dell'edilizia attuale. È una serie di incastri che ovviamente cozza con la burocrazia, perché l'Europa ci mette del suo della burocrazia, poi la nostra regione, a dire la verità, ce ne mette ancora un pochino, no? E quindi ti rende difficile l'operatività, però questa è una grande scommessa. L'altro discorso che è diciamo relativo al comune, che è molto importante, penso la prossima settimana, adesso non so esattamente quando, come giorni, verrà aperta quella che è la farmacia comunale a Savorgnano, aggiudicata tramite un bando a un farmacista privato sostanzialmente, e però anche questo darà sostanzialmente uno sviluppo equilibrato a tutto il territorio, quindi abbiamo l'intenzione di rimettere in circolo un po' tutto. Lo terzo scenario su cui stiamo puntando è vino. Siamo tornati a far parte delle città del vino, percorsi cicloturistici, turismo, perché siamo convinti che Povoleto sta a Udine come una sorta di polmone verde, e quindi noi invitiamo gli udinesi, visto che purtroppo con l'amministrazione comunale di Udine
I rapporti sono amichevoli dal punto di vista personale, però inesistenti dal punto di vista amministrativo. Speriamo che gli udinesi vengano da noi a fare un giro nelle nostre osterie, nelle nostre cantine, nei nostri boschi, nei nostri prati. Anche perché la zona evocata, mi pare che c'è una tradizione da decenni che, insomma, frasche, fraschette, giretti, insomma, Povoletto è sempre stato, diciamo così, in prima fila. Ecco, poi si viene oltretutto a Povoletto, si può venire a questo punto in bicicletta, quindi non c'è neanche l'incubo dell'etilometro, bisogna stare un po' attenti a rientrare a Udine dopo. Esatto, tutto torna. Senti che ti dico, tu hai parlato di Udine, no? Hai parlato un po' anche dei rapporti. Non vorrei soffermarmi su Udine, ma i rapporti tra i comuni dell'Interland, secondo te, andrebbero un momentino riavviati, ravvivati? Perché Udine, se vuole fare la capitale del Friuli, deve capire anche che deve avere un rapporto con l'Interland per creare quel supporto importante, per dare l'autorevolezza, che non basta dire capitale del Friuli, ma bisogna anche agire da capitale del Friuli. Concordo perfettamente. Le parole che tu hai usato sono le stesse parole che ho usato alcune volte col sindaco Fontanini. Udine deve esercitare il suo ruolo di capitale morale ma politica del Friuli, che oggi manca completamente. Se noi guardiamo lo scenario regionale, oggi c'è un'assenza totale della provincia di Udine, della politica udinese, non ci sono più politici che pesino realmente sullo scenario regionale, meno che meno su quello nazionale, per cui è inutile che ci lamentiamo, tiriamo fuori, per l'amor di Dio, io sono uno di madrelingua friulana, figlio di friulani, amo tutta quella che è la cultura del Friuli, però noi abbiamo un problema di industria, abbiamo un problema di economia, dobbiamo confrontarci con una Trieste che giustamente sta avendo un grandissimo ruolo. Pensiamo alla portualità, noi che siamo sostanzialmente l'entroterra dobbiamo giocare questa partita, no? Purtroppo questo non sta avvenendo. Ecco, senti, per finire, il governo nazionale, dammi un voto da 1 a 10. Ma è difficile dire da 1 a 10, potrei dire 10 al presidente Draghi, però non si fa miracoli, cioè non è che si possono fare miracoli con una squadra come quella attuale a livello governativo, ci sono diverse criticità. Indubbiamente io spero che Draghi non finisca a fare Presidente della Repubblica, ma continui a governare l'Italia, perché è la nostra unica ancora di salvezza. Nonché il mio auspicio è che attorno a Draghi, non Draghi che faccia l'errore che fece Monti di costituire una sua formazione politica, ma attorno a Draghi si mettano in piedi le risorse intellettuali ed economiche di questo paese, di questa nazione, si costituisca un'area che faccia fronte da un lato ai sovranismi che non servono a niente, che non verranno mai tollerati in Europa, dall'altro lato anche a una parte della sinistra che continua a ragionare con schemi che fanno parte del secolo scorso. Bene, mi pare che hai dato una tua lettura perfetta. Ti ringrazio perché vedo che sei impegnato, telefonate, richieste, quindi grazie per il tuo tempo che ci hai dedicato, e naturalmente Giuliano, alla prossima. Figurati, grazie a te e grazie ai telespettatori. Mandi, ciao. Questo programma vi è stato offerto da Hermetic Serramenti.